Siamo giunti alla fine di questo anno scolastico, un anno complicato, difficile, ma dobbiamo dire che ce l'abbiamo fatta, è andata. Le aspettative per il prossimo anno? Innanzitutto un ritorno alla normalità, nel senso che gli alunni devono venire a scuola con serenità, senza la paura di dover, sapere da un momento all'altro di dover rimanere a casa per la didattica a distanza, sempre rispettando le regole, quindi l'uso della mascherina, il distanziamento, l'igiene delle mani, ma soprattutto quello a cui teniamo è proprio questo: eliminare la paura e l'ansia di dover stare l'uno accanto all'altro e di contrarre da un momento all'altro il virus. Partendo da qui, noi ci auguriamo che il prossimo anno possiamo svolgere non solo regolarmente le lezioni e quindi durante l'orario curriculare, ma soprattutto di poter attivare come gli altri anni tutte quelle attività extracurriculari, progetti che hanno garantito agli alunni un ampliamento delle competenze di base e quindi un ampliamento dell'offerta formativa che ha arricchito culturalmente, socialmente, gli alunni, che hanno sempre partecipato con grande interesse, a tutto quello che è stato loro proposto.